Bella raga, ciao a tutti del comandone veneziano, siamo in Catalogna, siamo sesti in griglia mi sembra, o settimi se non ricordo. Questa è la strategia che poi però potrà essere cambiata in gara. E niente, andiamo per fare un'altra bella gara e sperare di portare a casa un altro podio irridato. Vai ragazzi, rock and roll. Go go go, Gran Premio di Espana. Ok, Verstappen mi sopra, devo tentare l'internazzo ragazzi, solo con l'internazzo posso guadagnare posizioni. Ah, vado un po' lungo ma va bene. Vado un po' lungo ma va bene, secondi. Hai avuto un ottimo inizio, ci troviamo in Sì, sapete, devo rischiare nella prima curva anche in maniera poco ortodossa. Vettel primo, io secondo. 4 posizioni recuperate, very cool, very cool. Ok, dai che ci siamo. E adesso comincerà una gara lunga e difficile. Qua in Spagna nel ritmo gara non sono particolarmente fenomenale, anzi ho discreti problemi, però vediamo, la partenza è stata devastante. Mi sono buttato con arroganza, ma devo far così per forza, per quelli senza talento devono fare partenze da kamikaze. Metterei la ferma per arrivare secondo, ma sarà durissima. Io ci provo. Ok, primo giro è andato. Ne restano solamente 32. No, male, male, ancora errore. Non siamo partiti bene, non siamo partiti bene a livello di sbavature. Ok. Concentration come concentration. Mamma mia, qua la sto rischiando veramente tanto, eh. Tanto già 3 secondi da Vettel. Ancora basta, Dio madonna. Non mi piace proprio questo inizio di gara. Inizio di gara veramente duro. Dopo la partenza solo errori. Ok, siamo entrati nel terzo giro, da adesso il DRS è disponibile. Sì, stai zitto, va che sei meglio. Cerchiamo di fare i giri puliti adesso. Con giri puliti ho qualche chance di finire in zona podio, altrimenti sicuramente no. Il motore sembra in cattivo stato, preparati a un calo della Vediamo. potenza. Beh sì, il motore non è messo bene in questa gara. Dovrò fare dei cambi per la prossima. Vettel chiaramente se ne sta andando. Già 5 secondi, però lo stesso svantaggio da Hamilton è rimasto tale, pazzesco. Beh, questo sembra già un giro leggermente più pulito. La distanza dal primo è 6,1 secondi. Mi fa piacere. Adesso con gli RS sono cazzi però, eh. La gara è lunga però, la gara è molto lunga.
La gara è quasi eterna oggi. Però sono dell'idea che forse è meglio mettere le medie. Siamo ai box. Siamo ai box. Si è ritirato Alonso intanto. Veloci. Fuori, sarai subito in gara all'uscita dai box. Grandissimi, grandissimi. Molto bene, molto bene. Non spingere subito, cerca di portare le gomme a temperatura. Mi ha superato Gigi. Ma non Bottas. E siamo sesti, non potevo far di più. Va bene così. Ho voluto fare la sosta insieme a Kimi così da non perdere la posizione sul finlandese. Non male, forse virtualmente siamo terzi in questo momento, se i calcoli sono esatti. Non lo so però quanti hanno fatto la sosta prima di me. Staremo a vedere. Comunque buona gara, dai. Sono riuscito a stare davanti anche a Valtteri. Forse ho perso la posizione della Red Bull però, forse l'ho persa, però l'ha persa anche Gigi, mi sembra impossibile. Sergio è ai box. Tanto Sergio va ai box. Forse ho perso 2 posizioni. Perez mette ancora le soft. Strategia aggressiva di Perez subito, e dopo metterà le medie. Io invece faccio il contrario. Vediamo chi ha ragione. Il distacco dalla vettura che ti precede è 2,5 secondi. Diciamo che Perez, se non supera Bottas e Raikkonen, ha fatto una strategia negativa. Vedremo. Vettel sta conducendo la gara. Mi fa piacere. Brutto sterrore. Ogni tanto sbavature comendiane che non fanno bene. È una gara difficile in Catalogna, ho perso 3 posizioni da secondo a quinto. Credo che quella chicane di Catalogna è proprio brutta, era bella una volta, cacchio. Sono molto concentrato ragazzi, scusate se non commento tanto in questo frangente, ma non posso permettermi errori. Una sosta, parte centrale della gara, sinceramente senza tantissimi colpi di scena. E mo vediamo, siamo quarti, scenderemo parecchio. Vai, sarai in gara all'uscita dai box. Ok. Quindi devo sfruttare la gomma più veloce adesso, vediamo che riusciamo a fare. Ok, evita la linea bianca all'uscita dai box, se la attraversi ci becchiamo una penalità per guida pericolosa. Abbiamo perso moltissime posizioni, mamma mia. Tutti questi sono già andati ai box sicuri. Ai ai ai. No good, no good.
Abbiamo Valtteri, ma Valtteri con le medie comunque può andare più veloce. Strategia bizzarra, anche il mio compagno di squadra mi ha superato, mamma mia. Non mi piace questa cosa, non mi piace. Se le stanno dando però loro molto bene, dai che posso recuperare. Dai che posso superarli in pista. Comunque devo sfruttare le soft. Dai che Perez me lo sta rallentando, bravo Perez. Bravo Perez. Molto bene. Me lo sta rallentando come voglio io. Almeno questi due posti posso prendermeli secondo me. Mamma che lotta. Adesso Bottas mi scappa via però. Adesso Bottas mi scappa via. Dai, collegami più veloce. Sorpasso veramente ai limiti. Non ho rotto niente, meno male. Adesso c'è Bottas, che è vero che ho la gomma più morbida, ma è anche vero che lui è la Mercedes. Ho il carburante a meno, devo superare almeno Bottas, porca miseria. Sto rischiando il tutto per tutto. Devo tornare a standard, se no sono dolori. Ci stiamo avvicinando alla finestra del pit stop. Non è vero. Useremo gomme morbide. Non riesco a prenderlo Bottas. Maledetto Valtteri. Peccato, potevo sicuramente fare meglio. Lo stint con le medie è stato abbastanza disastroso. Abbiamo una strategia alternativa a disposizione. Vuoi attenerti al piano stabilito o vuoi provare a cambiare? Tra un po' devo andare anche a Miscela Magra, ma porca miseria. Sia Bottas che il Cume sono a caccia di Grosjean in realtà. C'è il quarto posto in palio. Mamma mia, mamma mia. Guarda di Miscela Magra purtroppo. Quindi il distacco dal tuo compagno è 1,6 secondi. Adesso ti prego Grosjean, rallentami Bottas, ti scongiuro. Perché purtroppo quella Miscela Magra sarà un po' dura. Non poteva arrivare adesso a safety car, no? Perché tra poco devo andare di miscela standard, se no non li prendo più. Ecco, Bottas si prova. Si prova Valtteri. Adesso arriva la lotta, raga, adesso arriva la lotta vera. Adesso arriva la lotta vera, purtroppo non ho il DRS. La fine
Parliamo di miscela standard, se no addio. Bottas ce l'ha fatta. Valtteri purtroppo ce l'ha fatta, quindi Valtteri non lo superiamo più ormai. Però almeno Grosjean sì. Almeno il piccolo Grosjean sì. Il piccolo Grosjean essere alla nostra portata. Addirittura le arve Grosjean, non superiamo il Grosjean grave. Bella strategia del Grosjean comunque, complimenti Grosjean, complimenti. Ci sto provando in tutti i modi. Dai che il Grosjean è nostro. Bottas purtroppo non riusciamo, che c'avevamo la mescola più morbida perché comunque è una Mercedes. Fermati ai box. Ma cosa stai dicendo? Ok, il Grosjean è roba mia. Il Grosjean è roba Il mia. distacco dalla prima posizione è 45,3 Dai 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 dai. Gran sorpasso su Grosjean, siamo quinti. Adesso però la nostra final lap. Si è ritirato anche Raikkonen, quindi non era tra i primi 5, tra i primi 4. Ritiro per il campione del mondo in carica Kimi Raikkonen. Alla fine è un quinto posto che va anche bene, dai. Questa gara non potevo pretendere di più, vince Vettel. Vince il Bibitaro. Perez sesto, quindi anche per la costruttori sono comunque punticini importanti. Io non ho capito che si è messo in mezzo, forse Ricciardo, adesso vediamo, Ricciardo, Verstappen. E il Come saluta. Buon quinto posto, che dà speranze per il resto del mondiale. Splendido lavoro. All'inizio del weekend ero un po' preoccupato. E invece... È andata alla grande. Sì. Grazie. Prego. La Ferrari vince ancora, scatenata la Ferrari. Grande gara della Ferrari che si aggiudica la vittoria. Ed eccoli che salgono sul podio da qualsiasi parte. Ricciardo, Vettel, Hamilton, Ricciardo, Bottas e veneziano. E ora diamo un'occhiata alla Vediamo la classifica. Veneziano a 50 punti, Perez 52 ancora in testa, ma siamo tutti là ancora. È bellissimo questo mondiale. Nella costruttori siamo terzi, sempre vicini. Mondiale avvincente. Raga, un saluto dal comandante veneziano. Ciao!